Tragico incidente nel pomeriggio a Treviso, auto taglia la strada ad uno scooter con in sella marito e moglie, l'uomo, un 65enne, muore sul colpo davanti agli occhi della consorte. Paura nel pomeriggio a Monastier per un bimbo di 5 anni che ha ingerito accidentalmente un detersivo per la pulizia domestica, subito soccorso dai genitori del 118, è stato portato all'ospedale. Veglioni in piazza, numero chiuso, aree transennate e controlli anche con il metal detector, così ha deciso il Comitato Ordine e Sicurezza riunito stamani in Prefettura Treviso per il Capodanno 2018. Giallo di Cornuda, l'autopsia sul corpo di Sofia apre una nuova agghiacciante ipotesi, quella che la donna sia stata gettata nella scarpata ancora viva. Stop al glifosato a Conegliano ed in altri 4 comuni, ma l'obiettivo è di vietare nel 2018 l'erbicida sospettato di essere cancerogeno in tutti e 15 comuni del Prosecco GOCG. Polemiche a Trieste per un video su Instagram nel quale un giovane attore trevigiano si esprime con toni denigratori contro nella città, era nel film per presentarlo a Trieste. Ad Arcade per una sera un gruppo di ragazzi down ha gestito una pizzeria dimostrando come non esista la disabilità ma la diversa abilità. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, la cronaca in apertura con il tragico schianto che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Viale della Repubblica a Treviso. A perdere la vita un 65enne di Casier, ferita la moglie. Sentiamo. Uno scooter che procede in direzione Treviso, un'auto nella corsia opposta che all'improvviso gira a sinistra e l'impatto inevitabile. Il tragico schianto pochi minuti prima delle 15 in Viale della Repubblica a Treviso, all'altezza della pizzeria da Pino. A perdere la vita Edi Ganassin, 65 anni, di Casier, che viaggiava sullo scooter assieme alla moglie, 59enne. Nell'urto entrambi i coniugi sono stati sbalzati sull'asfalto. Per il marito, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 subito intervenuti sul posto, non c'è stato nulla da fare. La moglie è stata trasportata all'ospedale Cafoncello, ha riportato numerose ferite, ma non è in pericolo di vita. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un uomo che procedeva in bici sulla pista ciclabile al momento dell'impatto e che per evitare i mezzi è finito contro un muretto. L'incidente è stato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza installata sul semaforo dell'incrocio con via San Pelaio. Pochi i dubbi sulla dinamica. La vettura, una Toyota Yaris condotta da una donna, ha svoltato verso il parcheggio della banca adiacente a quello della pizzeria e lo scooter, con in sella i 2 coniugi che procedevano verso l'Estiore, non ha potuto evitare l'impatto. Della tragedia è stato informato il magistrato di turno che ha disposto il sequestro dei mezzi. E a Monastier paura nel pomeriggio per un bambino di 5 anni che in casa ha ingerito una sostanza per la pulizia domestica, della candeggina. L'episodio alle 14:15, i primi a soccorrerlo sono stati i genitori, quindi i paramedici del SUEM 118 immediatamente arrivati sul posto con l'ambulanza. Fortunatamente il piccolo, subito trasportato in ospedale, non è grave. Dal SUEM tornano ad appellarsi alle famiglie, attenzione ai pericoli in casa, soprattutto per i più piccoli. Ed ora parliamo del Capodanno a Treviso, veglioni in piazza a numero chiuso, aree transennate, controlli anche con il metal detector, così ha deciso il Comitato Ordine e Sicurezza riunito questa mattina in Prefettura per il Capodanno 2018. Spettacoli a numero chiuso nelle piazze, 3 aree delimitate con transenne e varchi di controlli anche con metal detector, e a vigilare sulla tranquillità del Capodanno in centro a Treviso una vera e propria task force di forze dell'ordine, polizia, carabinieri e vigili urbani affiancati dagli steward del servizio di security dell'organizzazione. Ecco le novità per il veglione di San Silvestro decise oggi dal Comitato Ordine e Sicurezza riunito in Prefettura. Misure di sicurezza stringenti determinate non da uno specifico allarme su Treviso, ma dalle nuove direttive antiterrorismo ed antipanico per impedire che quanto accaduto lo scorso giugno a Torino per la finale di Champions League possa ripetersi. 3 le aree individuate, che sono poi quelle nelle quali si svolgeranno gli spettacoli: Piazza dei Signori con Piazza Aldo Moro di Indipendenza, Piazza San Vito e la Loggia. Queste aree verranno per l'appunto delimitate, verranno controllate agli accessi, che saranno 13, e controllate da
da personale della questura e da personale anche della security, dell'organizzazione del veglione. L'accesso alle zone transennate sarà contingentato. Indicativamente sono previsti 2.500 accessi in Piazza dei Signori, 250 in Piazza San Vito, 200 alla Loggia dei Cavalieri. Questo solo per chi ha intenzione di godersi tutti gli spettacoli che inizieranno alle 22. Libero invece l'accesso al resto del centro per chi vorrà festeggiare all'aperto ed assistere ai fuochi d'artificio a mezzanotte. Chi vorrà arrivare dopo le 22, quando inizieranno gli spettacoli, potranno farlo liberamente, muovendosi liberamente per la città. In vigore, nell'area dei festeggiamenti, l'ordinanza che vieta la vendita ed il consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, così come l'uso di botti. Ed ora l'autopsia sul corpo di Sofia Melnik, autopsia che apre una nuova agghiacciante ipotesi, quella cioè che la donna sia stata gettata nella scarpata ancora viva. Poche certezze, ma che rendono ancora più terribile la fine di Sofia Melnik, la bella ucraina trovata morta in una scarpata sul Grappa, perché i primi dettagli che emergono dall'autopsia eseguita ieri a Treviso dal dottor Alberto Furlanetto escludono che la donna sia stata uccisa con armi da fuoco o da taglio, ma aprono l'orribile dubbio che Sofia possa essere stata picchiata a sangue e poi gettata nel burrone ancora viva. Sul corpo, infatti, martoriato dalla lunga permanenza all'aperto e dai morsi di animali, sono state riscontrate molte lesioni e gravi traumi in varie parti del corpo, compatibili con la caduta, ma anche con violenti colpi inferti con calci o corpi contundenti come bastoni. Per saperlo sono necessari ulteriori accertamenti che dovranno poi essere confrontati con l'esito della TAC alla quale è stata sottoposta la salma della povera Sofia. Anche la posizione fetale nella quale si trovava il corpo potrebbe far presumere che la donna si sia rannicchiata per proteggersi prima di morire. Nel frattempo sarà eseguita un'indagine entomologica per valutare il tempo di permanenza del corpo nella scarpata. Il consulente tecnico del PM ha chiesto 2 mesi di tempo. Ma chi ha ucciso Sofia? Il capo della procura di Treviso, Michele Dalla Costa, non si sbilancia, dicendo che al momento tra i 2 fatti, l'omicidio di Sofia ed il suicidio del suo compagno Daniel Pascal Albanese, non ci sono elementi certi di collegamento. È chiaro comunque che gli inquirenti ritengono quella dell'omicidio-suicidio la pista più probabile. C'è anche il movente, quello della gelosia, dopo che Sofia avrebbe manifestato l'intenzione di lasciarlo per un nuovo amore, rottura del rapporto che avrebbe avuto ripercussioni sentimentali ma anche economiche sul compagno. Delle risposte ai tanti interrogativi ancora aperti potrebbero arrivare dalle analisi dei 5 computer trovati a casa della coppia e dagli esiti dei rilievi effettuati dai RIS nella villetta di Cornuda. Ed ora il caso della 66enne di Vittorio Veneto, morta dopo un mese di agonia. Fatale una caduta provocata da una spinta. Si aggrava la posizione del 49enne di Preganziol sotto indagine da parte della Procura di Treviso per la morte della 66enne di Vittorio Veneto Elda Tandura. Gli accertamenti effettuati nel corso dell'autopsia stabiliscono che la donna, deceduta a fine settembre dopo un mese di agonia, sia morta in seguito a una caduta provocata da una violenta spinta. Battendo la nuca avrebbe riportato il versamento di sangue intracranico in seguito al quale non si è più ripresa. Il 49enne che frequentava, indagato per maltrattamenti seguiti da morte, potrebbe dunque dover rispondere ora di omicidio preterintenzionale. Che ci fosse lui con lei la sera in cui l'ex insegnante era rimasta ferita è certo. Erano stati i vicini a chiamare i soccorsi dopo aver sentito forti rumori provenire dall'abitazione della donna, ricoverata prima a Vittorio Veneto, poi a Treviso. I 2 interventi chirurgici ai quali era stata sottoposta non erano stati sufficienti. Il compagno ha sempre negato di averla picchiata, ha parlato di una caduta relativa a giorni precedenti, ma l'autopsia delinea un quadro differente. Stop al glifosato a Conegliano e in altri 4 comuni, ma l'obiettivo è di vietare entro il 2018 l'erbicida sospettato di essere cancerogeno in tutti e 15 i comuni del Prosecco di OCG. Sentiamo.
Con questa ordinanza che abbiamo adottato nei 5 comuni viene reiterata il divieto dell'utilizzo del glifosate, del principio attivo glifosate, negli erbicidi utilizzati in agricoltura. Stop al glifosato. I comuni di Conegliano, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Tarso e San Pietro di Feletto hanno prorogato l'ordinanza che vieta il pericoloso erbicida anche per il 2018, una decisione presa per salvaguardare ambiente, paesaggio, ma soprattutto la salubrità della falda acquifera che nel 2016 e in un caso anche nel 2017 ha riscontrato sforamenti nei valori riconducibili al glifosato. Una falda molto ricca, quella di Conegliano, ma vulnerabile. Perché è un grande materasso ghiaioso nel quale le sostanze chimiche sversate possono raggiungere la profondità e quindi potenzialmente arrivare nella rete. Questo rende necessario che le sostanze chimiche che hanno problemi, se raggiungono la rete, debbano essere inibite, debbano essere vietate. Così i 5 comuni hanno deciso di prolungare il divieto anche per l'anno che sta per cominciare. Questo divieto dell'utilizzo del glifosato anche per il 2018, proprio per una salvaguardia del territorio, ma in primis delle persone che vi abitano. Un divieto che presto potrebbe diventare strutturale ed allargarsi a tutta l'area che produce il prosecco di OCG, altri 10 comuni. Quello che è importante oggi non è tanto l'ordinanza quanto l'accordo tra i 15 comuni della DOCG che prevedono nel 2018 di portare un affinamento dell'articolo 11 del regolamento che preveda l'esclusione del glifosato direttamente per tutti i comuni della DOCG. Ed ora la politica. Domenica sera sulla nostra emittente andrà in onda il messaggio di auguri di fine anno del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, un momento per tracciare un bilancio del 2017 e guardare al 2018. Ecco un'anticipazione. Intanto ringrazio voi, ringrazio l'editore Yanakopoulos per questa ospitalità, è un modo di comunicare ma anche con gioia di fare gli auguri ai veneti, alle venete e a tutti coloro che vivono in Veneto e anche di ringraziare, me lo lasci dire, no? Ringraziare per il calore dimostrato, cioè noi amministratori possiamo anche essere bravi, no? Qualcuno fa anche danni, possiamo essere anche bravi ma se non hai il calore del tuo popolo che è la vera benzina, no? Per lavorare, pensi al referendum 22 ottobre 2017, vedere 2.400.000 veneti che vanno a votare ti fa capire che c'è un popolo che quando lo chiami all'appello risponde sì. E quindi sarà l'occasione per fare un bel bilancio e dall'altro fare gli auguri che faccio anche a voi, buon 2018, che si realizzino veramente tutti i progetti per tutti noi, che ci sia la salute e che sia l'anno dell'autonomia, lo possiamo dire, no? Ci stiamo dando da fare, i veneti ci hanno dato una grande carica, a Roma hanno capito che non scherziamo, quindi buona autonomia a tutti e buon 2018. Ed ora la corsa verso le elezioni politiche è determinata a proseguire il lavoro svolto negli ultimi 5 anni in Senato con il PD. La trevigiana Laura Puppato traccia un bilancio della legislatura appena conclusa. Sentiamo. Tra le 3 parlamentari trevigiane che hanno appena terminato la legislatura sarà con tutta probabilità la sola a ricandidarsi alle politiche nelle file del Partito Democratico. Fiera del lavoro svolto dalla maggioranza e dal governo, Laura Puppato, che traccia un bilancio positivo di questi 5 anni. 5 anni duri, importanti, impegnativi. Abbiamo ricevuto in gestione un paese con un prodotto interno lordo sotto i 2,5 punti, quindi con lavoro azzerato, gli investitori non stavano fuggendo sostanzialmente, avevamo più chiusure di aziende che aperture, con anche un sociale in grave difficoltà. Al voto il 4 marzo con una nuova legge elettorale, di fronte a una campagna breve che Puppato immagina così. Sarà piuttosto dura e senza esclusione di colpi. Però partiamo da un dato di fatto, che sono appunto i valori aggiunti che abbiamo creato con un lavoro importante, e parlo in particolare di leggi sui diritti civili, sui diritti umani. Credo che sia stato da questo punto di vista, insomma ne cito solo alcuni: le unioni civili, il cyberbullismo, la legge sul fine vita. Al PD il compito di sfidare 5 Stelle e centrodestra. Abbiamo di fronte un grande punto di domanda, un grande buio, molto populista ma molto poco chiaro. Puppato determinata a proseguire quindi il lavoro avviato dal PD in questi anni. Mi era stata affidata la legge sul consumo di suolo, l'avevo portata a buona fine, con anche l'approvazione delle regioni
delle realtà delle imprese, nonché delle associazioni ambientaliste, quindi è uscito quasi in un miracolo, e mi piacerebbe molto che quella legge diventasse legge dello Stato con la prossima legislatura. Una inquietante scritta contro la Lega Nord inneggiante a Piazzale Loreto è comparsa sul muro in cemento del sottopasso di Via Sarpi a Treviso. A fotografarla e pubblicarla su Facebook il consigliere regionale Riccardo Barbisan. Ecco gli auguri, scrive Barbisan, per il prossimo anno che ci rivolgono i centri sociali di Treviso nel sottopasso di Via Sarpi. Sono gli stessi a cui il genio di Manildo ha regalato una caserma. Per piacere, dal 2018 smettiamo di finanziare con risorse pubbliche la violenza, conclude Barbisan. Risponde a stretto giro il sindaco Manildo: la violenza, anche sotto forma di parole, va condannata senza se e senza ma, come nel caso di questa scritta, ha dichiarato il primo cittadino. Si tratta di un episodio vergognoso che non ha niente a che fare con i valori di Treviso e dei trevigiani. La politica nulla deve avere a che fare con il linguaggio dell'odio e con le offese gratuite ed aggressive, deve essere guidata dalla responsabilità, dal rispetto reciproco e dalla volontà di confrontarsi senza violenza, e questi principi, conclude Manildo, non conoscono per me deroghe o eccezioni. Il sindaco ha già dato disposizione ai tecnici comunali di cancellare le scritte. Torniamo ora a Montebelluna, dove questa mattina Don Torta ha voluto incontrare il rumeno accampato dal giorno di Natale davanti alla storica sede della Banca Popolare di Veneto Banca. Sentiamo. In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Don Torta questa mattina ha voluto incontrare il rumeno accampato con la macchina di fronte alla Veneto Banca. Ci vorrebbe solo buona volontà per fare giustizia. Siamo in una società dei ladri, in cui il ladro praticamente è fuori e l'innocente è in galera. Ma è possibile una cosa del genere? Che vuol dignità in Italia? Abbiamo perso la dignità. Aveva investito parte dei soldi che aveva ottenuto come risarcimento per un gravissimo infortunio sul lavoro che lo ha reso disabile, soldi che vuole indietro. Non vado a casa con le promesse, vieni domani, l'ho già promesso prima del Natale, 2 settimane prima. Passato 2 settimane prima del Natale, l'ho chiesto, dice che aspetta dopo il Natale, da mercoledì in poi ti chiamiamo. Dico, non è bisogno che mi chiamate, che mi trovate qua davanti. Non vuole mollare né spostarsi, potrebbero però presto intervenire le forze dell'ordine. Praticamente con il gru. Se mi porta via con il gru cosa posso fare? Non posso fare nulla, ma vado insieme con la macchina. No. Ma i cittadini si stringono a lui. Noi siamo pronti a tutto, in maniera pacifica ovviamente, però è una persona che merita di essere sostenuta. Siamo qua in piazza con lui e siamo tutti assieme come risparmiatori che pretendono la restituzione di quanto ci è stato sottratto illecitamente. Ci vuole dignità, dice con forza Don Torta. Ci vorrebbe un po' di dignità, non posso io rubare 1.000 euro a uno di diritti del 9%. Me l'hai rubato, dimmi in quanto tempo me li puoi dare, però adesso prima di tutto devi ridare i soldi a chi li hai defraudati, perché la gente è andata in banca per custodire i soldi, non per perderli. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, a tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Insulti gratuiti alla città che lo ospita per l'anteprima del suo nuovo film. È bufera a Trieste per le parole di un video pubblicato su Instagram che vede protagonista il giovanissimo attore trevigiano Ludovico Girardello, 17enne di Vittorio Veneto, diventato una star nel 2014 con Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores. Nel capoluogo giuliano, per presentare il sequel del film Il ragazzo invisibile 2, l'attore, ripreso da un altro 17enne trevigiano del cast, Filippo Valese, si lascia andare a commenti sul tempo per poi insultare la città ridendo, un video che ha fatto il giro del web scatenando le ire dei triestini. Ora una iniziativa di solidarietà che si è tenuta ad Arcade. Per una sera un gruppo di ragazzi ha dimostrato come non esista la disabilità, ma la diversa abilità. Vediamo.
Eccoli qui tutti insieme i componenti del singolare team che per una sera ha gestito la pizzeria di Arcade. Un'esperienza per dimostrare come non esista la disabilità ma una diversa abilità, in questo caso tra farina e forno, come con gli ospiti tra i tavoli. Quando mi è stata posta l'idea mi sono subito sentito commosso perché sono stato uno dei primi trevigiani lavorando in mezzo a questi ragazzi. No. Io lavoravo a 100 professionali di Lancinigo, 100 scolastici, perciò sono stato uno dei primi a dare da mangiare, capire il suo momento delicato. E loro hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa. A me piace tanto. Questa sera siamo contenti per lavorare per i camerieri, anche a me piace tanto, a voi. E non poteva mancare la torta ad addolcire ulteriormente questa serata dedicata alla pizza, all'autonomia, ma soprattutto all'amore verso gli altri. Pizza Amore e Autonomia è un evento che gira per tutte le pizzerie della provincia di Treviso e anche per alcuni ristoranti. È molto interessante vederli all'opera in ambienti diversi perché ogni pizzeria ha la sua organizzazione, la disposizione dei locali e il suo modo di lavorare, quindi è importante per noi vedere come la persona con la sindrome di Down si adatta ad ambienti diversi e tiene i ritmi e sta al lavoro, e tutte queste informazioni vengono poi trasmesse ai tecnici dell'ULSS con cui collaboriamo per valutare dei tirocini lavorativi veri e propri. Un successo sia quanto portato a tavola che il servizio offerto da questo straordinario team apprezzatissimo dai commensali. Perché ci credo, perché è bello, perché è un momento bello per tutti, per chi partecipa e per chi lavora. Ed ora il tempo perché nell'ultimo fine settimana dell'anno tornerà a splendere il sole, poi il 2018 inizierà invece con il maltempo. Sentiamo il nostro esperto. Gli ultimi 2 giorni di dicembre tornerà a splendere il sole, un tempo prevalentemente asciutto. Sabato il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso, quindi soleggiato, mentre domenica la giornata partirà con il bel tempo, ma assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio e sera. Cambio di tempo invece per i botti di Capodanno, nuvoloso la sera e la notte, poi la mattina arriverà la pioggia. La pioggia dovrebbe arrivare proprio nel corso della notte, nelle prime ore di Capodanno. Ecco, le temperature invece saranno molto fredde, infatti attendiamo valori sotto lo zero su gran parte della regione, eccetto lungo le coste adriatiche. Cambiamenti abbastanza repentini, fino alla Befana il tempo migliorerà di nuovo con il sole che tornerà a fare capolino. Dal 6 gennaio ricomincerà invece a piovere in tutta la regione. Ed ora la rubrica dedicata ai presepi, questa sera vediamo la collezione della famiglia Iannicelli. È una collezione acquisita, realizzata pian pianino negli anni, perché poi le statuine sono preziose, quindi costano anche. Il più bello è questo, come vedete, dà bene l'idea del calore della nascita del bambino Gesù. Vedete tutte le statuine fatte a mano in legno di origine altoatesina. Quest'altro presepe è sempre fatto con statuine in legno, ecco, sono appassionato appunto della scultura sul legno, anche questo su tirolese. Negli anni, nei secoli scorsi, naturalmente essendoci povertà sempre sulle zone di montagna e non potendo quasi nessuno permettersi il presepe, ecco, c'era chi andava in giro trasportando sulle spalle i santi, e nel caso di Natale, ecco, il presepe, come vedete è una statuina un po' più grande ma non arriva a 20 cm, e anche questo ha scolpita appunto in questo piccolo pezzo di legno 16-17 figure, ed è anche questo molto bello secondo me. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 subito dopo i TG, questa sera ospite in studio Stefano Vanin, entomologo forense. Ed è proprio tutto, ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni con il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento pressoché ovunque. Vediamo il dettaglio del 30 dicembre.
Sul Veneto alta pressione a garanzia di un tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Sarà una bella giornata di sole anche sulla nostra regione, bel tempo dunque, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, possibili soltanto locali e innocui addensamenti. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento al mattino con cielo poco nuvoloso. Col passare delle ore saranno possibili locali nevicate sui confini alpini a 1300 metri circa. Temperature massime tra 3 e 6 gradi, minime sotto zero. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo. I venti moderati da ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.